Appuntamenti di domenica 20 luglio. Inaugurazione della mostra Luigi Santini, il pittore degli Zoagli, alle ore 11 a Villa Vicini di Zoagli. Nella Baia delle Favole di Sesti Levante si disputa il Palio Marinaro del Tigullio, l'inizio alle ore 16. La chiesa millenaria di Ruta di Camoglia è aperta al pubblico durante la giornata, alle 17:30 poi è in programma il concerto di chitarre dell'RP Duo. A Levi c'è la festa dell'olio di oliva, alle 18 la premiazione, dalle 19 distribuzione cibo e poi musica al campo sportivo di San Bartolomeo. Ultima serata della sagra della Caponata a Chiavari, dalle 19 in piazza San Giacomo di Rupinaro si mangia con specialità liguri tra cui la caponata. Il ricavato servirà a finanziare iniziative benefiche. A Riva Trigoso di Sesti Levante c'è la tradizionale sagra del Bagnun, dalle 19 sul lungomare di Riva. Il castello di Campoligure ospita il collettivo Kyoshindo con l'arte del taiko, tamburi giapponesi, inizio musica alle 21:15. In piazza Bertamino a Bonassola c'è lo spettacolo Romantic Candle Night 2025 con la cantante Perla, il pianista Domenico Greco e il violinista Claudio Galazzo, inizio alle 21:15. Quando la musica classica incontra la musica folk con Andrea Bacchetti ed Enrico Roseto alle 21:30 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Sul lungomare Bettolo, la città di Recco, omaggia Franco Battiato e ricordi e aneddoti con Guido Alberto Bormolini, Bruno Risas e Michele Vilernia, inizio alle 21:30. All'Arena Conchiglia di Sesti Levante c'è la proiezione del film F1 di Joseph Kosinski, inizio alle 21:30. Gli appuntamenti di lunedì 21 luglio, dalle 10 alle 12, estate in Biblioteca Lavagna, lettura ad alta voce, giochi e approfondimenti per bambini. Alla Galleria Grasso di Chiavari in piazza San Giovanni è aperta la mostra Un'estate al mare con illustrazioni di De Genoeser dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30. È aperta anche la mostra Sesti Levante Dams Arte Oro Blu nella Sala Riccio del comune di Sesti Levante dalle 21 a mezzanotte. Per la rassegna Notte sotto le stelle i musicisti Giua, Marco Traversone e Marco Leveratto portano lo spettacolo Itinerari, dedica ad Armando Corsi alle 21:15 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. All'Arena Conchiglia di Sesti Levante c'è la proiezione del film L'Orchestra Stonata di Manuel Curcol, inizio alle 21:15.